Nessuna intenzione di fondare una nuova corrente, nessuna intenzione di uscire, se non spinti fuori, dal Popolo della Libertà. È una strana coppia quella formata dal padovano Leonardo Padrini e del trevigiano Remo Sernagiotto, fianco a fianco nel lancio di una nuova associazione, Più Veneto, che nasce con obiettivi ambiziosi: rilanciare il dialogo coi cittadini, creare uno spazio di confronto aperto su temi precisi e concreti. In questi giorni il mio partito parla di IMU e gli altri parlano di IVA e di esodati. Beh, insomma, una volta De Gasperi, quando andò a New York e a Parigi, diceva ben cose diverse, guardando il futuro dell'Italia. Per rilanciare questo spirito, i due fondatori della convention di Cortina, sospesa nel 2012, rilanciano la 2 giorni di confronto che si terrà come tradizione la terza domenica di settembre, ma dai monti si trasferirà al mare, a Jesolo o Caorle. Un incontro che farà da filo conduttore le discussioni in seno all'associazione per un anno intero e che nel 2013 si occuperà di lavoro e imprese. Oggi senza impresa non ci sia lavoro e senza lavoro non ci siano i diritti. Quindi vogliamo ritornare a dare libertà ai cittadini e vogliamo che i cittadini siano protagonisti del proprio futuro. Dentro al Popolo della Libertà, lo ribadiscono i due fondatori di Più Veneto, che ha già 2 declinazioni provinciali, un Più Padova con più di 400 iscritti e un Più Treviso appena costituito. Ma le condizioni sono chiare, soprattutto in vista di appuntamenti importanti come le europee, con Sernagiotto a contendersi un biglietto per Bruxelles e l'elezione a primavera 2014 del nuovo sindaco di Padova. Non siamo contro il PDL, siamo dentro e ci battiamo come dei leoni perché il Porcellum vada buttato alle ortiche, perché ci siano le primarie per la scelta di candidati sindaci sul territorio. E su Padova? Se non ci sarà una forma condivisa di scelta del candidato per il comune, io credo che tutti saranno autorizzati a cercare una strada diversa. E io per primo non nego che se non ci sarà questa scelta condivisa, l'unica strada, proprio per non disperdere consenso, sarà quella di una lista civica anche esterna al PDL.